Siamo stati sfortunati negli episodi, eravamo partiti bene, forse anche meglio di loro. Poi i grandi giocatori, l'ho detto l'anno scorso quando abbiamo vinto a Castellana e lo ripeto oggi, i grandi giocatori cambiano le partite e le vincono anche un po' da soli. È serio, è uscito dal cilindro due punizioni, due magie, portato la partita sul 2-0 e psicologicamente non siamo stati abbastanza forti per rimanere in partita. Sì, siamo arrivati anche al tiro con Lombardo, siamo arrivati diverse volte, ma quest'anno sembra che non riusciamo a trovare la via della rete. Ci lavoreremo, continueremo a lavorare, ci faremo trovare pronti già la prossima settimana. Sì, purtroppo le stiamo affrontando una dopo l'altra ed è difficile perché dopo questa sconfitta sarà difficile approcciarla nella maniera giusta, però ci lavoreremo e sono sicuro che i ragazzi riusciranno ad affrontarla al meglio e ci rifaremo. Dopo un 0-0 di sicuro non posso parlare personalmente. Ci sono stati 3 episodi dove l'avversario è stato molto bravo e si è visto in campo. Dopo i 3 episodi noi psicologicamente non siamo entrati, diciamo, con quella voglia di ribaltare la partita. L'avversario a lungo andare si è visto che è stato più forte di noi e non si ci può dire niente. Lavorare sodo, non demoralizzarci dopo se pigliamo un gol o 2 gol e riprovare sempre a segnare e a vincere la partita.